Ciao bambini, siamo maestra Chiara e maestra Veronica. Siamo qui per farvi una sorpresa. Guardate un po' dove siamo oggi. Siamo al comando della Polizia Locale di San Donà di Piave. Buongiorno comandante. Bambini, lui è il comandante della Polizia Locale di San Donà di Piave, il dottor Paolo Carestiato. Benvenute, ben ritrovate. Grazie. Grazie. Buongiorno, a causa della chiusura delle scuole per la pandemia in corso non siamo riusciti a svolgere come tutti gli anni, ormai da 19 anni a questa parte, gli usuali corsi di educazione stradale presso gli istituti scolastici del territorio. Questa amministrazione comunale è particolarmente sensibile a questa tematica, ha comunque deciso di realizzare 6 video lezioni che hanno per oggetto il libro realizzato proprio sull'educazione stradale, Pilottino, le regole della strada. In queste 6 video lezioni verranno trattati gli argomenti della segnaletica orizzontale, verticale, manuale e luminosa. Si parlerà del comportamento del pedone, del ciclista e del passeggero di auto e all'interno degli autobus. Auguro a tutti i genitori di seguire con i loro bambini queste video lezioni e auguro all'assistente della Polizia Locale Silvia Greggio, alle maestre della scuola dell'infanzia Chiara Sgnaulin e Veronica Babbo buon lavoro. Ciao bambini, sono l'assistente di polizia locale Silvia Greggio. Come ogni anno saremo dovuti venire dentro le vostre scuole per fare educazione stradale. Purtroppo quest'anno non è possibile, quindi abbiamo deciso di entrare direttamente nelle vostre case. Per farlo ho chiesto l'aiuto delle 2 mie amiche che sicuramente qualcuno di voi avrà già riconosciuto, che sono maestra Chiara e maestra Veronica. In più, insieme abbiamo chiesto l'aiuto ad un nostro amico speciale, che è Pilottino. Con Pilottino, infatti, vogliamo ricordarvi, perché sicuramente già le conoscete, alcune regole per circolare sulla strada. Bambini, vi siete mai chiesti perché dobbiamo rispettare delle regole? Perché sulla strada ognuno non può fare quello che vuole? E allora, vi va se per spiegarvelo vi raccontiamo una storia? Ora vi racconteremo la storia Un paese senza regole. C'era una volta un paese senza regole, dove tutti facevano quello che volevano. Le biciclette a zig-zag correvano, le automobili a tutta birra sfrecciavano, i pedoni in mezzo alla strada camminavano. In questo paese viveva un bambino di nome Luigino, che tutti però chiamavano Pilottino, perché il suo sogno era quello di diventare autista di un pulmino. Ma in un giorno di pioggia, mentre con il suo papà a scuola andava, Pilottino contro un'auto cozzava. Il papà al 118 allertava perché il suo bambino a terra si trovava, ma l'ambulanza tardava ad arrivare perché nessuno la lasciava passare. Per fortuna Pilottino all'ospedale riuscì ad arrivare, grazie ad un passante che lo volle caricare. Mentre a letto per una gamba rotta doveva stazionare, una soluzione doveva trovare, affinché altri bambini la sua fine non dovessero fare. Perché qualche regola non pensare? Subito si diede da fare ed un libro volle inventare. Quelle regole ancora oggi tutti dobbiamo rispettare. 1. Al semaforo rosso ti devi fermare. 2. Solo col verde puoi passare. 3. Se la strada vuoi attraversare, le strisce pedonali devi usare. 4. Se il vigile alza la paletta, ti devi fermare in tutta fretta. Questo libro, Codice della strada, si chiamerà e tutti i bambini aiuterà. Tornato a scuola, con la gamba guarita, la sua maestra organizza una gita. Con l'autobus dovevano viaggiare e grazie a Pilottino ora c'erano delle regole da rispettare. Ora tutti i paesi voglio visitare e le mie regole insegnare. Non più un autista di pulmino voglio diventare.
ma un agente della polizia locale. Così chi non rispetta le regole posso controllare. Tutti Pilottino possiamo ringraziare per il libro che ci ha voluto donare e il codice della strada dobbiamo rispettare. Bambini, grazie a Pilottino abbiamo capito perché è importante rispettare le regole. Oggi con questa storia abbiamo concluso la nostra lezione e ci diamo appuntamento alla prossima avventura. E per sapere di cosa parleremo la prossima volta, vi faccio un indovinello e vediamo chi riuscirà a risolverlo. Sono di tante forme e tanti colori, ma forniscono diverse informazioni, perché tanti ne puoi incontrare, ma non ti devi spaventare, perché il trucco per imparare a leggerli io ti voglio insegnare. La forma ed il colore per prima cosa devi guardare ed alcune semplici regole ricordare. Di cosa parleremo? Ciao bambini, alla prossima avventura! Ciao Pilottino!